nell'ambito delle iniziative della Settimana della Cultura in occasione della Festa delle Donne, oggi anche l'inaugurazione di una biblioteca. Di cosa si tratta, Presidente? Sì, con oggi raggiungiamo un obiettivo di questo lungo percorso che ci ha accompagnati nella celebrazione della Giornata della Donna quest'anno, ed è quello di inaugurare la Biblioteca delle Donne. La Biblioteca delle Donne nasce da un'idea delle ragazze e dei ragazzi dell'istituto che hanno voluto intanto sensibilizzare la cultura della lettura, che chiaramente, come sappiamo, è istruzione, ma è anche promozione di pensiero libero. Dopodiché ovviamente si tratta di letture dedicate nel senso che sono libri che parlano, abbiamo scelto libri che parlano di donne e libri scritti da donne, perché attraverso la Biblioteca delle Donne vogliamo che giungano alle ragazze e ai ragazzi che prenderanno in comodato d'uso questi libri i messaggi di promozione delle pari opportunità, promozione della figura femminile, perché pari opportunità vuol dire uguali diritti e vuol dire benessere collettivo. Quindi è un dono che su istanza dei ragazzi e su impulso dei ragazzi abbiamo comunque voluto fare ai nostri ragazzi. Anche lei qui oggi a questa inaugurazione della Biblioteca delle Donne? Sono felice di aver accettato l'invito da parte della Preside Pilato di partecipare a questa inaugurazione in un giorno così importante a livello internazionale. Sono felice maggiormente in quanto ex alunna del Liceo Scientifico Leonardo, ed è una bellissima occasione in cui si valorizza il pensiero delle donne, che è un pensiero di libertà, di autodeterminazione, un cammino lungo che però sta portando i suoi frutti e che speriamo continui a portare quello che deve, cioè la parità di genere, non solo in Europa, nel mondo occidentale, ma ovviamente in tutto il mondo, specialmente in questi giorni in cui purtroppo ci sono tantissime brutte notizie che ci fanno soffrire, che ci fanno preoccupare. Signora, ecco il suo impegno per questa iniziativa? Questa iniziativa è il frutto dell'impegno prima di tutto dei nostri alunni, perché grazie a loro, all'interesse che hanno dimostrato nei confronti di tutta la problematica che riguarda la promozione della presenza della donna in tutti i campi del sapere e del lavoro, e abbiamo realizzato già da 4 anni a questa parte tanti incontri che hanno avuto come protagoniste donne impegnate nel sociale, impegnate nella politica, impegnate in tutti i campi del sapere. E allora, arrivato a un certo punto, è venuta fuori l'esigenza di dare un luogo concreto e reale a questa storia dell'emancipazione femminile, nella piena consapevolezza secondo cui il termine emancipazione è quasi ormai obsoleto, perché adesso, grazie proprio al lavoro di queste ragazze, quindi dei ragazzi e delle ragazze del Liceo Scientifico Leonardo, un lavoro, ripeto, che si protrae nel tempo e che ancora avrà tanti spunti di riflessione, un lavoro che è indirizzato a una presa di consapevolezza ben precisa. Adesso, oggi è opportuno parlare di pari opportunità. Il termine femminismo è ormai obsoleto e la Biblioteca delle Donne del Liceo Scientifico Leonardo rappresenta il luogo concreto di questa storia.